gran personaggio. Eppure è sempre... Rieccoci, primo Sito del Parse, nell'ultima parte, appuntamento a mercoledì, gruppo TV7, siamo dietro sulla pagina Facebook e ovviamente anche sul nostro sito del gruppo tv7.com in streaming. È appena arrivato Dennis, mio collaboratore, mi ha detto che fanno difficoltà a collegarsi con Crepè, vediamo se ci riusciremo, altrimenti lo avremo ospite in un'altra puntata. Lei ha il dovere, però io sono stato discriminalizzato perché essendo meno giovane anche i vecchi vengono discriminalizzati un po'. Ma sì, ma guardi che pensi lei, io sono donna. Lei nel dire Casini, nel dire Berlusconi, nel dire Berlusconi, nel dire tutti quelli che ha detto... Non ho detto neanche una donna, avrei dovuto dire la Bonino, che però non è stata eletta. Sì, però ha voluto il riconteggio. Dimetti, sì, neanche sì. capaci di perdere. Allora, neanche capaci di perdere. La politica sti comunisti. Cesaro, sai sti comunisti. deve difendere il seggio. Allora, Forza Italia io vorrei tornare un attimo sulla questione, perché il signor Adinolfi ha parlato di aberrazione sulla questione delle persone transgender. Ora, io me ne occupo in prima persona perché tutti lo sanno, a Padova tutti fanno volontariato, quindi anche io ho il mio pezzo di volontariato con questa associazione che si chiama SAT ed è un servizio di accoglienza per le persone transgender. Ce ne sono molti qui a Padova? Sì, teniamo conto che noi abbiamo sedi a Verona, Padova e a Rovigo. Verona e Padova sono sedi universitarie, quindi in realtà poi abbiamo un'affluenza di persone anche che vengono. Puoi indicare più o meno un numero in Veneto, tanto per capire più o meno, visto che con lei abbiamo i numeri sicuri. Insomma. In Veneto nell'ultimo anno noi con diciamo le due sedi, perché Rovigo è aperta da poco, abbiamo accolto 80 persone. Su 5 milioni. Sì, no, chiedo. Perché... Consentimi. Dipende se sono tutti del Veneto. 5 milioni nel Veneto, siamo 5 milioni di abitanti. Ma sono tutti nel Veneto? Anche meno allora? No, perché possono essere anche di altre regioni. Io parto sempre dal presupposto che fosse anche una sola persona che ha bisogno di essere aiutata, va aiutata. Ma io ho fatto un appunto costruttivo, hai fatto un appunto perché non puoi stare zitto più di 30 secondi, questa è la verità. Sono incontinente anch'io. Allora, esatto, incontinente, e siamo a 2 incontinenti, pensate, quanti sono i continenti? Continui e te continui perché sennò qui non ne vediamo più fuori. Questa cosa del servizio accoglienza persone transgender è secondo me, per me è stata un'esperienza molto molto importante, soprattutto perché io ho imparato le cose che tu sventoli come se fossero ovvie. Allora, che il Servizio Sanitario Nazionale dia accesso alle cure alle persone transgender è vero fino a un certo punto, nel senso che... È vero? Sì, è vero sulla carta, come sulla carta è vero che tutti i cittadini italiani hanno l'accesso alle cure. Dopodiché... No, alle cure dentarie no. Alle persone transgender non hanno l'accesso alle cure dentarie tanto quanto. Allora, consentimi di finire una frase. Il fatto che esistano delle persone che a causa di questa famosa disforia di genere, che noi non la chiamiamo nemmeno più così, ma non importa, sono delle persone che hanno la necessità personale, fisica, psicologica, sociale di essere quello che sono, lo Stato consente a queste persone di essere quello che sono. Questo è il ragionamento. Senta, da quando vengono da lei queste persone che hanno, e tutti noi abbiamo una dignità, qual è la cosa primaria che le chiedono? Qual è la difficoltà che incontrano nella vita sociale, nella vita quotidiana, e vengono da lei e chiedono aiuto? Le difficoltà sono moltissime, ovviamente. Faccio un esempio, 2 o 3 più importanti. Allora, partiamo dal presupposto, intanto è difficile per le persone razionalizzare questa idea. Non è semplice,
per una persona non è che uno si sveglia la mattina e dice sono una donna o sono un uomo, non funziona così, è un percorso interiore Le molto faccio una domanda lungo, nel molto complessivo difficile. più cattiva, quelle che vengono da lei lo fanno anche poi per prostituirsi oppure lo fanno solo perché sentono la necessità come persona di avere questa trasformazione? Allora, non so se sono stato chiaro. Sì, è stato chiaro ma sbagliato. Mi aiuti e mi corregga se ho sbagliato. Sì, le persone transgender che si prostituiscono è perché non riescono a trovare un lavoro, diciamo, un po' più dignitoso della prostituzione. Okay? Dunque infatti noi le chiamiamo sex worker. Mi scusi se la interrompo, è importante questo passaggio qua, vengono da lei perché si sentono di trasformarsi correttamente come ogni uomo decide di farlo se vuole farlo, però non lo fanno per fare un lavoro di prostituzione, lo fanno per... Era per capire, perché magari credo che siano veramente molto poche le persone... Visto che lei le conosce, è esperta, le ho fatto questa domanda per questo motivo. Nel genere umano complessivo, le persone che vogliono prostituirsi credo che siano veramente poche. Il più delle volte, con una percentuale elevatissima, le persone che si prostituiscono sono costrette a farle per questioni di tratta. Sì, ma per tanti, essendo un uomo nel farsi donna, hanno più clienti e trovano un sistema per guadagnare, lo fanno solo per un problema economico e di questo mi crede, abbiamo fatto trasmissione e ne abbiamo visti. Cioè chi è uomo si trasforma la sera a donna per guadagnare, cioè voglio dire... Beh, ma questo però non è una persona transgender. No, è un trans, lo chiami come vuole, cos'è? Mi definisca come viene trasformato. Allora, le persone che hanno questo meccanismo di identità di genere, è un travestito, mi aiuti lei. Ma non è che sono degli uomini che la sera si vestono da donna e vanno a prostituirsi, cioè è un percorso che ha un inizio e una fine molto in là nel tempo, e lo psicologo presente ce lo potrà anche confermare, per cui fanno un percorso di transizione che non ha come fine ultimo il fatto di vestirsi con la minigonna e gli la mia stivali. non è un'affermazione, è una domanda, perché lei, essendo a contatto, mi può dare una risposta più esauriente, più esaustiva. Le posso tra l'altro dire che nella percentuale sono molte di più le persone di genere femminile che fanno la transizione verso il maschile che viceversa. Quindi perfetto. Questo l'abbiamo superato. Ma è chiarito. Le problematiche di una transizione sono problematiche... Adinolfi questo ragionamento fra poco prende sonno perché la vedo lì che non è convinto di tutto quello che diciamo. Benissimo, così posso continuare. Le problematiche... No, siccome parla solo lei, poi dice che gli altri sono incontinenti, insomma, un pochino... Adinolfi, però le cose... Prima della pubblicità una la realtà è complessa e non si può semplificare, perché non si può semplificare la vita della gente. No. Decisamente. Però se siamo un po' sintetici. No, ma io posso anche finire qui, non è un problema. Il fatto è che il percorso di transizione è un percorso lungo, è un percorso che viene fatto attraverso gli psicologi, attraverso i medici che si occupano delle varie questioni della transizione, è un percorso che richiede anche per legge una prova di vita reale. Senta, visto l'esperienza, le faccio una domanda, è curiosità e domanda, è mai capitato che uno è passato dall'altra parte e poi quando è passato vorrebbe ritornare dove era prima? Ma certo che sì. Ma sto chiedendo a Dinolfi, chiedendo a Etta può succedere questa cosa, certo che può succedere. Sto facendo delle domande in modo che i telespettatori capiscano. Sì, ma è chiaro, cioè l'essere umano ha queste possibilità di cambiare all'interno della sua vita. Quello che però... Solo che lo fanno irreversibile il cambiamento, capito? Quello è il problema. No, non è un problema. Io non lo so, il signor Adinolfi, quante persone transgender abbia incontrato nella sua vita. Non credo. E io ne conosco parecchie, inevitabilmente. Adinolfi, lasciamo finire Etta, se lei mi dà una mano anche lei, Etta. Sì, ma io finisco, volevo solo dire, all'interno del percorso di transizione per legge è previsto anche una prova di vita reale. Sai che cosa significa la vita reale? Significa che la persona in transizione deve essere in grado di presentarsi al resto del mondo
nella sua nuova veste, chiamiamola così. Così le persone capiscono. Per farla capire, okay? Aiuti anche lei. Questo passaggio, lo psicologo ce lo potrà confermare dopo, è una delle cose più difficili da affrontare nel percorso della transizione, perché ovviamente significa mettere in gioco tutto se stessi nei confronti dei familiari, dei vicini di casa, del panettiere, e tanti di questi si sono anche ammazzati, della scuola. Tantissime persone in queste situazioni hanno veramente bisogno di essere sostenute psicologicamente per affrontare questo percorso. Quindi a me, quando mi viene detto si svegliano la mattina donne, poi la sera ritornano uomini, eccetera, devo dire mi girano un po', perché è una cosa completamente diversa, è una cosa molto profonda ed è una cosa che incide sulla persona e sul suo contesto. Lo chiedo a Miotti, perché questi passaggi, queste persone che hanno una dignità, hanno un modo giusto di vivere, alla maggior parte della gente possono essere passati come vicini alla prostituzione. Allora il pensiero è questo, invece ha ragione Etta, non è così, però il pensiero comune è questi qui lo fanno per prostituirsi, per prendere soldi. Sono dei lussuriosi, no? Cioè lo fanno tanti la pensano così. Senza poi contare che abbiamo tanti uomini che piace andare con le donne che hanno i genitali maschili, no? L'esempio di Marrazzo non era mica uno che... l'esempio che è andato alle cronache, però tanti piace andare con i maschi che poi hanno il pene, cioè con le donne che poi hanno il pene. Tanti. Perché secondo lei? Questa cosa qui la potrei spiegare. Cioè, una volta io sono anche sessuologo. Ma perché, mi scusi, ma perché fate tutti quei tiri? No, perché come sessuologo, a mia età avremo anche, cioè, voglio dire che ogni tanto potremo anche avere qualche opinione da parte dello psicologo. Alla nostra età capisce che quando ha detto sono anche sessuologo, il mio interesse si è risvegliato, perché ho detto magari può anche essere però guardi, nelle varianti, cioè le persone per esempio in alcuni casi andare con un maschio che è meno maschio di me in certi momenti, per alcune persone che hanno le loro problematiche, può dare un senso di maggiore sicurezza. Avere ascolti, quando sto parlando, io voglio dire, ascolto le persone, talvolta, parlo di persone che si definiscono eterosessuali o bisessuali, quando vanno con un trans hanno un interesse, loro si definiscono eterosessuali, però piace ogni tanto andare con un trans, no? Quindi con una trans, chiedo scusa, quindi con una donna che non ha fatto la transizione e l'operazione, perché questo le dà un senso di maggior virilità. Questa è una lettura psicologica. Non può essere una trasgressione, una curiosità. È una trasgressione, ma sa che poi le trasgressioni, io dico, quello che noi sperimentiamo a livello sessuale ci cambia dentro, cioè dobbiamo stare attenti che non tutto quello che facciamo poi è senza conseguenze. Io lo dico specialmente ai giovani che dicono proviamo tutto. Posso chiedere, mi è venuta una curiosità, quando Etta prima diceva che questi trans o queste trans, non so, questo con l'asterisco, hanno necessità nella transizione di avere degli psicologi, dei medici. Ovviamente è tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Se lo pagano loro. No. Perché, e come mai, se c'è una legge che è entrata in vigore nell'ottobre del 2020, mi pare, che dice, che recita che è tutto a carico dello Stato. L'importante è dimostrare effettivamente che ci sia una necessità psicologica. Allora, la legge italiana... No, ma sai perché ti faccio questa domanda qua? Che è una domanda del tutto retorica, perché francamente mi interessa poco. È perché a due civici da casa mia c'è una ragazza che è autistica, no? Che andava a scuola fino a 2 anni fa, adesso non va più a scuola perché non ci sono i fondi per l'insegnante di sostegno. No. Ibis, io non voglio dire che la trans sia, o il trans o quello che è sia meno importante, però secondo me ragazzi autistici in Italia ce ne sono un fottio, no? Ecco, non vanno più a scuola, non sono più seguiti perché non ci sono le risorse. Le risorse di questo paese di Pulcinella vengono, bisogna capirlo, bisogna saperlo, la gente lo deve sapere, vengono dirottate a queste sacrosante esigenze di questi trans che poi ho saputo
saputo anche che una volta che hanno fatto la transizione, me l'ha detto Adinolfi con quel termine anglofono lì, cosa ha detto? Che diventano trans, cioè tornano indietro e paghiamo tutto noi, è quello che io non riesco a capire, allora, no? Voglio dire che torno a quello, non banalizzo un cavolo. Chi ha un figlio autistico quando sente dire banalizzate, un cavolo banalizza. Loro hanno sta bambina a casa che li fa diventare pazzi e non possono collocarla da nessuna parte perché non ci sono le risorse. È giusto che gli italiani sappiano che le risorse ci sono per uno che vuole diventare da donna a uomo e viceversa. Può essere anche corretto, è corretto, però gli altri vengono lasciati lì. Questo voglio dire io. Poi voi fate i vostri ragionamenti sui trans, quelle robe lì, che a me personalmente non è che interessino più di tanto, come quello che ha detto lo psicologo, che uno va con una trans o con un trans perché così ha delle soddisfazioni a livello psicologico. Insomma ragazzi, vabbè, noi siamo di un'altra generazione, insomma, ecco, scusa, quando noi andiamo con una è perché ci piace. La tua domanda era vera? Ti posso rispondere? No, era retorica, non mi interessa. Ok, allora posso rispondere perché non è vero. No, non mi interessa che rispondi, se vuoi rispondere per te, ma a me non mi interessa. Perché immagino che sia interessante. Perché se sono parte non è vero Vulcano. che è gratuito. Il Servizio Sanitario Nazionale interviene post sentenza del Tribunale. E quando c'è la sentenza? Tutto il percorso che si fa prima di arrivare alla sentenza è il percorso psicologico, il percorso con le cure ormonali quando vengono fatte? Le cure ormonali che si pagano. No, non si pagano. Le cure ormonali sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Previo certificato da parte di uno psicologo, uno psichiatra che certifica che questa persona ha l'esigenza di cambiare sesso. Ma caspiterina, è una legge dello Stato, l'ho letta, sono capace di leggere, non è che guardo solo le figure. Posso svelarti un segreto? No, non svelarmi niente. Ti svelo un segreto. No, non voglio sentirlo. Sì, perché tu stai insultando. Non insulto la mia nessuno. Intelligenza. La tua intelligenza. Sì, vabbè, stai insultando la mia intelligenza, che può anche essere relativa. No, non insulto nessuno, neanche la tua intelligenza. Non mi è passato ti svelo un segreto, io ho un figlio transgender, quindi so esattamente cosa ha dato lo Stato, cosa sta dando lo Stato, cosa non ha dato, cosa ho pagato io come famiglia e cosa non ho pagato. Perché avrei voluto accelerare? No, nessuno può accelerare. C'è una legge dello Stato che prevede che le cure ormonali sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È una legge dello Stato. Se a te non viene applicato, se a tuo figlio l'hai detto tu, cioè non è che io svelo segreti, l'hai detto tu, se a tuo figlio non viene riconosciuta questa cosa vuol dire che qualcuno non applica la legge, mentre la ragazzina autistica sta a casa così. Ma non è vero che sta a casa la ragazzina autistica, Cesaro, non possiamo dire fesserie, cioè, abbiamo le scuole. Ma se abita vicino a casa, ma avrà altri motivi, Ma cosa dico fesserie? Certo, è una fesseria questa. Quello che hai detto tu, caro il mio psicologo, quello che hai detto tu, il 99% su questa cosa hai detto una fesseria. Ma non ti ho detto che dici fesserie, perché se ti dicessi che dici fesserie, visto che hai la laurea, non sei laureato, ma non importa. Quello che è. Dire che uno dice fesserie e dargli del fesso, no? Io non mi sono permesso di dire che dici fesserie, anche se mi è venuta l'orticaria quando ti ho sentito parlare. Cioè, io rispetto quello che dici, cioè mi scivola addosso, però non puoi dire che dico fesserie se una ragazza a 2 civici dal mio è a casa da 2 anni perché non c'è l'insegnante di sostegno. Non è una fesseria, è una realtà. Non è vero che non ci sono gli insegnanti di sostegno, ci sono e come. Non c'è nessuno che vuole fare gli insegnanti di sostegno perché sono poco pagati. Chi va a fare gli insegnanti di sostegno oggi? Allora non ci sono? No, ce ne sono pochi. Ma cosa vuol dire pochi? Non c'è per la signorina, non c'è per la ragazza. Ma guarda, sarà un caso, non si può dire che c'è un caso. No, ma tanto io ribadisco, lui sa quello che succede. Però ascolti, io vorrei un po' di verità, io vorrei un po' di verità, vorrei capire, no? Perché lui dice che lo Stato paga tutto. Allora, nella prima fase, quando uno comincia a farsi il dubbio, comincia a consultare, ci sono delle associazioni che forniscono gratuitamente più o meno le consulenze, sono i miei colleghi che si mettono a disposizione anche a pagamento, insomma. Ok, sì. Quindi uno, la prima parte, deve affrontarla di tasca propria. Esatto. Ok? Però adesso io vorrei, perché su questo... Cesaro dice solo sul fatto ormonale, non ha detto sulle esigenze da un psicologo. Però prima di tutto, prima delle esigenze ormonali c'è un
una disforia. Ci può dire rapidamente, visto che era detto lei, dica l'iter preciso. Quanto incide in una famiglia il passaggio che ha fatto lei con il figlio? Economicamente non sono in grado di dirglielo. No, più o meno, non voglio sapere le cifre, non voglio sapere le cifre, però può dire... Ci sono una media per persone maggiorenni, ovviamente, perché non prendiamo in considerazione qui l'argomento minorenni, perché diventerebbe... Per persone maggiorenni c'è una media di 9 mesi, un anno di percorso psicologico prima di accedere al percorso farmacologico a spese proprie. Perfetto. Il percorso farmacologico è un percorso altrettanto lungo e poi lo sarà per tutta la vita. C'è la necessità di un avvocato, la famiglia deve sganciare soldi. Finisco perché c'è la necessità di un avvocato e l'avvocato si paga per andare in tribunale, quindi cioè non è che c'è tutta questa cosa. Nel momento in cui nel momento in cui c'è una sentenza del tribunale, perché è una sentenza del tribunale, a quel punto lì le cure farmacologiche vengono passate dal servizio sanitario e gli interventi sempre dopo essere passati dal tribunale. Certo, volevi intervenire? Sì, francamente vorrei precisare una cosa: lo Stato si deve occupare del benessere di tutti i cittadini, creando vere e pari opportunità. Contrapporre i diritti civili e i diritti sociali è un modo per sviare i problemi degli uni verso gli altri o da una parte o dall'altra. Io credo veramente che questo concetto che la coperta è corta e qualcuno deve restare fuori per forza sia un principio che dobbiamo veramente farci uscire dal cervello, perché la coperta in questo modo sarà sempre corta. Il principio di affermazione personale, per cui una persona transgender ha il diritto di intraprendere un percorso di transizione al di là del suo censo, per cui che sia povera o che sia ricca, lo deve poter fare per il suo benessere, è una cosa che ci deve entrare nel cervello come paese. Noi adesso abbiamo una legge che ha, credo, 2 anni meno di me, per cui 41 anni quest'anno o l'anno prossimo. È una legge vecchia che fino a pochi anni fa imponeva, per il cambio anagrafico che serve per avere una vita dignitosa in questo paese, delle amputazioni su carne sana, cioè le persone dovevano farsi un'operazione di riconversione sessuale, genitale, per avere un cambio anagrafico. Questo è cambiato da pochissimo, ma l'ha cambiato perché la giurisprudenza, non la legge, si è adeguata a diritti sociali fondamentali, certo, non il paese in quanto politica, e questo è una cosa che deve cambiare. Certo, io credo che da ambo le parti si possa fare dei passi di avvicinamento, solo che ci vorrà del tempo e prima o poi ci si arriverà, però ci vorrà un tempo pieno di insidie, di guerre, di tante altre cose, però io credo che prima o poi ci si arriverà anche da parte di Adinolfi, che lo vedo nettamente contrario. Ma c'è stato un tempo in cui la stessa generazione di Etta, quando erano giovani, ci spiegava che l'avvenire era il comunismo, che la soluzione per quelle generazioni era la rivoluzione maoista piuttosto che marxista-leninista. Ci sono state delle stagioni in cui sono state raccontate dalle generazioni, dalle giovani generazioni, delle incomparabili fregnacce. Dopodiché si sono accorti che erano fregnacce e sono andati indietro e si sono pentiti e sono diventati tutt'altra roba e hanno abbattuto i muri, hanno buttato giù le falce e martelle, hanno capito che la storia non si costruisce con l'oppressione. Adinolfi, mi scusi. Adinolfi parla di sé in questo momento. Ragazzi, avete parlato un'ora, posso dire una cosa 3 minuti, se no fate No, le voglio fare una domanda a Adinolfi. Se lei ha un figlio, Adinolfi, le faccio una domanda, ovviamente poi può continuare. Se lei ha un figlio e questo figlio durante il passaggio nella maturità, cioè diventando maggiorenne, vuole cambiare sesso, cosa farebbe? Cosa farà? Ma non fa io anche grandicelle, per cui insomma non è successo e non succederà. Ho capito, però è troppo facile la risposta. E che si vuole raccontare. No, le chiedo, è troppo facile la risposta, Adinolfi. Se le dovesse capitare... No, è facile, guardi, è sbagliata la domanda, perché noi abbiamo fatto un'ora di trasmissione
su una cosa che giustamente qualcuno ha sottolineato, riguarda 80 persone su 5 milioni. Signori, le questioni non sono queste. 80 persone su 5 milioni sono casi estremamente rari. Ma sono 80 persone, ma Adinolfi. Ma anche una persona è una persona. Per quello le ho fatto il paragone, se le capita a sua figlia o a suo figlio. È quello che vive la gente davvero. Però le persone hanno un rispetto, hanno una dignità. È un capitale che io vinca il Superenalotto, ma non lo vinco il Superenalotto, perché è una percentuale estremamente minore delle persone che quindi le ammazziamo quelle che non riescono nei suoi canoni, non ho capito. Sì, cioè se non ne possiamo aiutare, le ignoriamo, che non è meglio. Che non è proprio una cosa così. Ce ne sono 10 che parlano a dire la stessa cosa. Però mi scusi Etta, però Adinolfi mi scusi, io credo che ogni persona, una che essa sia, ha una dignità e ha un rispetto, e dobbiamo portare rispetto a questa persona. Ma io vorrei che fosse rispettata la mia no, mi lasci, io ho rispetto per tutti, però se lei mi lasci terminare, poi parliamo, che io e lei non ci sono problemi di tempo qui. Se lei inizia un ragionamento di questo tipo è abbastanza grave dal mio modesto punto di vista, perché ogni persona ha la propria dignità e deve essere rispettato come tale. Tutto qua, per questo le ho fatto l'esempio, se lei avesse avuto un figlio che voleva trasformarsi per motivi psicologici, per motivi di testa, cosa avrebbe fatto? Perché quell'uno può capitare a tutti e non per colpa del genitore, tutto qui, perché la vita fa cambiare. Non è una colpa. E quindi non credo sia una colpa questa di noi. Detto questo, io voglio affermare un'altra questione, voglio cercare di far capire, dopo un'ora di trasmissione che abbiamo dedicato a questioni che riguardano 80 persone su 5 milioni di abitanti del Veneto, che forse aver costruito una moda, una fissazione dei media su queste questioni, un'immediatezza per cui appena il ragazzino ha l'atteggiamento di voler sembrare ragazzina si fa la diagnosi di disforia di genere, perché qualcuno si è rimpizzato il cervello di puttanate. Questa roba è paccottiglia che verrà accartocciata come è stata accartocciata in altre generazioni, la paccottiglia ideologica che le ha caratterizzate. Questo sarà quello che accadrà. Non è vero che noi progressivamente andremo incontro. Ma il fatto che storicamente le persone transgender esistano da sempre, questo non proprio a lui non gli dice niente, esistono solo negli ultimi 20 anni. Chi è l'incontinente? Ora, signora, chi è l'incontinente adesso? Le ho fatto una domanda, signora Adinolfi. Un'ora di conferenza. Chi è l'incontinente? È il prepotente. Per questo è il meccanismo. Si va in uno studio televisivo, si attacca 5 contro 1, quei 5 pretendono di avere la verità rivelata in tasca, la verità rivelata, vedete, la raccontano con quello sguardo, come a dire: come ti permetti tu di avere un'opinione diversa? Poi ti fanno una legge in cui se hai un'opinione diversa ti mandano proprio in galera, e alla fine di questo percorso avranno vinto, ma devono vincere così, mandandoci in galera, perché senza la galera vincerà la verità dei fatti. E la verità dei fatti è che si nasce maschio e si nasce femmina, con qualche rarissima eccezione. E rispetto a questo elemento, che è verità dei fatti, tornerà un tempo in cui la ragionevolezza prevarrà. Tutto qui. Adesso continuate con la conferenza di 80 rispetto se vuole rispondere a Adinolfi o Galdiero, perché la Etta ha già espresso il suo pensiero. Rispondere ad Adinolfi, a parte che ci vorrebbe tanto tempo, ma come dire, non serve. Riassuma. No, io credo che intanto questa retorica per la quale bisogna costantemente contrapporre i diritti, quelli sociali e quelli civili, sia veramente, come dire, un tentativo assurdo di creare livelli, di dare priorità che non servono. Cioè, il tema vero è far prevalere sempre i diritti ed essere consapevoli che sì, ci sono delle priorità per il Paese, ma il Parlamento, il Governo, le istituzioni in generale se ne occupano sempre.
I diritti sono tra queste priorità e soprattutto non tolgono nulla, anzi è tra l'altro dimostrato da diversi studi scientifici che espandere i diritti poi aiuta anche a ridurre le fragilità, la spesa pubblica, tutta una serie di cose che diciamo adesso non spiego nel dettaglio per non annoiare nessuno e anche perché so che i tempi sono stretti, ma che, come dire, mettono indiscutibilmente in secondo piano quello che purtroppo ho dovuto ascoltare. Un'altra cosa volevo dire qui parlavamo... era Crepe che aveva mandato un messaggio che non può intervenire, ma ha telefonato a intervenire in diretta, però siamo in chiusura e quindi mi ha scritto che non può intervenire, prego. Poi un'altra cosa, questa trasmissione era concentrata insomma, sulla questione delle discriminazioni, abbiamo parlato tanto di discriminazioni, un aspetto però sul quale non ci siamo soffermati, questo Parlamento sarà il primo, leggevo da 20 anni a questa parte, che vedrà una riduzione anche significativa della componente femminile. Ora, non che di per sé questo significhi che sia una discriminazione, però vorrei diciamo, accendere un faro e dire attenzione perché probabilmente avremo anche la prima premier donna. Ma il Parlamento, un Parlamento che tra l'altro io insomma, non ero d'accordo con le scelte che sono state fatte, sarà più povero oggettivamente, nel senso che prima c'erano territori che grazie al numero quantomeno avevano una copertura di rappresentanza, oggi sappiamo che ci saranno interi territori che rischiano di non essere calcolati, rappresentati da nessuno, perché i numeri sappiamo si sono dimezzati, ma in più anche la componente femminile probabilmente su tante battaglie avrà una voce ridotta e quindi ci sarà bisogno anche su questi temi. Se parliamo a livello politico siete anche voi responsabili di questo? Beh, evidentemente tutta la politica è responsabile, poi bisogna fare delle scelte però perché... Perché io lei è entrato su un passaggio politico che non voglio dire, però ho avuto un'impressione strana nel fare queste trasmissioni, lo sai che impressione ha avuto Ivis? Che la sinistra italiana abbia voluto evitare di governare questo periodo l'Italia perché è terribilmente difficile e non appartenendo, non facendo ovviamente sinergia con i 5 Stelle, con Calenda, Renzi, ha detto ma sì, facciamoli vincere, tanto governare l'Italia in questo periodo è difficilissimo. Io non sono d'accordo con questa lettura, anche se rispetto ovviamente, però... Ivis, non ho detto che è così, ho detto l'impressione è che delle volte uno dica facciamo che facciano loro, perché in questo momento è difficile. Io penso invece che il Partito Democratico abbia scelto di stare al governo così, anche... È un mio pensiero. No, certo, però esprimo anche il mio. Penso che il Partito Democratico in più volte negli ultimi anni, a suo svantaggio dal punto di vista elettorale, abbia fatto invece la scelta di sostenere governi proprio nell'interesse però questa del volta paese. Se faceva doveva per forza... Poi sicuramente, tornando alla questione femminile, e dopo mi taccio, sicuramente anche il centro-sinistra ha le sue responsabilità, però il Partito Democratico e il centro-sinistra in particolare hanno provato, diversamente da tutti gli altri a mio avviso, a dare voce anche alle nuove generazioni all'interno di questo Parlamento, ce ne sono diversi esempi anche in Veneto, e credo che questo sia lo spirito giusto, perché non solo dando voce alle nuove generazioni c'è... Tra l'altro questo è molto interessante perché, come dire, contraddice una parte dei valori, dei pensieri di Adinolfi. Scusi, non solo sta andando un po' fuori, perché anche il Movimento 5 Stelle tempo fa aveva dato spazio ai giovani. Vabbè, perfetto. Però le nuove generazioni non solo hanno una maggiore sensibilità nei confronti dei temi di cui abbiamo parlato oggi, una neutralità rispetto al fatto che sia normalità, ma anche hanno più voglia, più spirito di portare alla rappresentanza una quota femminile che la vecchia politica secondo me manca. Manca, su questo, sulle donne sono d'accordo con lei. Devo chiudere. No, era solo per... vedete, quando si pensa e si dice che i giovani accettano diversamente rispetto al passato, si dice una verità ma anche una bugia. Perché i giovani di ieri sono quelli che oggi sono un po' meno giovani e se fosse così non c'è la priorità di fare delle leggi speciali, perché è qualcosa che si sta raggiungendo, no? Secondo il vostro. Quindi invece qui ha ragione Adinolfi quando dice qualcosa che lei... molte cose che oggi possono sembrare ovvie scontate, non lo sono in realtà, perché per me era ovvio e banale che sarei cresciuto in un ambito buono, lavorativo, dove le cose andavano bene, sembrava che tutto andava bene, no? E invece poi in realtà la triste realtà è che siamo la prima generazione, la nostra, che sta meno meglio delle precedenti, quindi ritengo che insomma tutta questa priorità c'è o non c'è, perché se le nuove generazioni sono voglio dire, allora facciamo così, volete stare mezz'ora in più? Ma sì, stiamo anche mezz'ora in più. No, perché qualcuno prima facciamo presto, Cesare doveva andare via, Ettore doveva andare via.
Era una battuta, cioè mi aiuti se un continua po'. la ETA Andrella, almeno che andiamo via tutti. Ho detto così prima, ma era una battuta, ETA, non sta a arrabbiarti, lo dico perché ti voglio bene. Cioè ho detto, se continua la ETA andiamo via dopo 2 ore. Se invece facciamo parlare anche Galdiani, gli do la... Lei sa ETA, che ogni volta Cesaro provoca... Ma che provoca? Ma dico e la poi verità e poi alla fine dice, stavo scherzando. Invece le parole hanno un peso specifico, sono macigni che cadono. Purtroppo le parole di Cesaro non sono macigni, quindi possiamo accettarle tutte. Non è un problema. Io so con chi ho a che fare. Sono disponibile al colloquio, al confronto. Sì, no, la questione è che vorrei ricordare a tutti, soprattutto a chi ci ascolta da casa, che le cose di cui abbiamo parlato oggi non sono questioni astratte. Cioè, sono carne e sangue, ci sono persone, quando si parlava di 80 su 6 milioni, adesso su 5 milioni, si parla comunque di una minoranza, su questo siamo tutti d'accordo, non c'è una maggioranza LGBT, ma si parla di individui, si parla di persone che hanno delle relazioni, per cui definire non prioritarie alcune cose significa dire che alcune persone non sono importanti. Non è vero, guarda, mi permetto di obiettare. E che i bisogni di alcune persone sono quantomeno di secondaria importanza. Per cui io credo che veramente su questo dovremmo fare, e chiedo anche a chi è a casa, quando si approccia a queste questioni, di farlo con gli occhi aperti, con coscienza, con intelligenza. Perché non è vero, Cesaro, rapidamente? Perché, allora, semanticamente priorità ha un significato, no? Non è che sia una cosa messa lì. Allora, se uno sta annegando, no? Tu non gli puoi dire, guarda che so che alla Rarinantes fanno dei corsi di galleggiamento, iniziano martedì prossimo, comunque tu potresti muovere le braccia, no cavolo, gli butti un salvagente, questa è la priorità, capisci? Quando io prima cercavo di esprimermi, ma probabilmente non sono stato in grado, dicendo che il Paese in questo momento ha delle precedenze, delle priorità che sono diverse. Non volevo sminuire l'aspetto di questi 80 individui, li chiamo individui perché non so mai se sono donne, uomini o quello che è, su 5 milioni. Aspetta, Etta, mi interrompi quando finisco. Facciamo così, dai. Allora, io dico che nel Veneto, 5 milioni di abitanti, ci sono 3 milioni e mezzo di persone che hanno difficoltà ad arrivare alla terza settimana. Io considero prioritario per un governo regionale e nazionale di dare la precedenza, la priorità a queste persone piuttosto, se non ci sono gli strumenti economici per farlo, piuttosto che alle 80 persone che vogliono cambiare sesso. Io non voglio sacrificare sull'altare dei diritti sociali, i diritti civili. A me confermo che secondo me ci sono delle priorità. Priorità sono quelle che io ho espresso. La persona che sta negando ha necessità di un salvagente, non di una lezione, una lezione magistralis su come galleggiare. Ha bisogno di un salvagente. La gente adesso ha bisogno di cose più concrete. La gente non arriva alla terza settimana. La gente sta morendo di fame. Cosa? Non sono mica deficiente. Le persone sono 5 milioni o 5 milioni e 80? Sono 5 milioni, di cui 3 milioni e mezzo nel Veneto hanno difficoltà di mettere insieme pranzo con la cena. Se abbiamo 1 miliardo di euro, lo diamo prima a queste persone qua e poi lo diamo anche a quelli che hanno queste difficoltà, ma io non metto in discussione. Le persone sono diverse, sono sempre le stesse. No, non sono le stesse. Nei 3 milioni e mezzo di persone che non arrivano alla terza settimana ci sono anche le persone omosessuali, transessuali, bisessuali e lesbiche. Non è che la comunità LGBTQIA+ è una comunità ricca che non ha problemi economici e ha solo dei problemi di diritti ma probabilmente civili. Quello che dice è che probabilmente non me lo spiegare. Se ci sono anche per la 5 categoria milioni LGBT, di persone, se non hai da mangiare, la tua priorità è mangiare. Guarda, capisci qual è secondo la tua priorità? Anche se parte socio onorario dell'LGBT, se la tua priorità è mangiare, perché dobbiamo mettere a confronto le cose? No, ma non è un confronto, perché voi
voi perdete dappertutto, perché avete dato la precedenza ai diritti, sì, nella ZTL, ma lì vincete voi, voi vi alzate e dite oh il popolo è passato sotto l'attico, fate così voi. Padova è proprio un esempio di non discriminazione. Adesso, scusate, perché è stata fatta una discriminazione, come si direbbe oggi, al contrario, quando l'assessore dice che noi siamo banalmente eterosessuali a un comizio pubblico, tu capisci che poi... Cioè non capisco quale sia il problema. Banalmente eterosessuali. Banalmente eterosessuali è una discriminazione, quindi non è proprio un grande esempio di... Insomma, in una città... Dopo te lo dice Margherita. Qual è l'assessora che ha detto questa cosa? Ma perché la devi denunciare? Ma scusa, l'assessore volete sempre denunciare tutti. Chiudo, volevo solo dire questo, direttore, io volevo solo, la ringrazio di aver fatto questa trasmissione, perché lei ha posto un'attenzione importante, che è vero, io sono d'accordo con Adinolfi, è minoranza, però un paese civile deve preoccuparsi anche di questa minoranza. Quindi la ringrazio per quello che lei ha fatto, è un primo passo per creare cultura. E anzi la prossima volta, visto che voi lo conoscete, io lo conosco, lo dico ovviamente in particolar modo a Galdiolo e Etta, quando vedete Zan, che magari accetti qualche invito nelle nostre trasmissioni, perché da quando va a Roma si dimentica che vive a Padova e lavora a Padova ed è votato a Padova. Allora ricordategli, l'ho già detto in un'altra trasmissione, perché di solito quando va a Roma è sempre impegnato al Parlamento, oppure se lo chiama una televisione nazionale va e si dimentica dove è cresciuto, dove è nato, dove è stato votato. L'ho già detto pubblicamente, ricordatelo, perché è lui che porta avanti questa battaglia, e la battaglia si porta avanti anche dove si è nato, dove si è cresciuto e dove si è diventati quel che si è diventati. Ricordatelo, perché evita sempre queste cose qui e non è una bella cosa, è molto spiacevole, anche perché lo conosco, quando era a Padova era disponibile, oggi è alla Camera, è stato rivotato, quindi diventa anche sul piedestallo e diventa difficilissimo da intervistare. Faccio prima chiamare Berlusconi, che mi risponde che avere Zan, quindi se avete la possibilità di vederlo ricordatelo e diteli che siamo anche molto arrabbiati di questo. Grazie a Bruno Cesaro di essere stato con noi, a lei Luciani, grazie a voi, buona giornata. A Mattia Galdiolo, a Etta Andreella, grazie, è stato qui, grazie. A Vittorio Ivis, a Oscar Miotti, grazie anche a Mario Adinolfi, che lo vedo ormai rilassato, è proprio tutto a posto da lì. Da tutto bene Mario? Splendidamente. Perfetto, grazie a tutti, vi ricordo l'appuntamento di domani 12:30 di informazione di TV7, buonanotte.